Buongiorno a tutti voi da Milano. Vi ricordo che oggi è la festa della Madonna Immacolata e qui davanti a noi c'è il Duomo dove la Madonnina, una delle più celebri d'Italia, sta in cima in alto a sorvegliare su tutte le persone. Siamo appena arrivati da Pino e vi racconteremo di questo pranzo. Se siete curiosi, allora io penica di conto. Vi mostro il locale, guardate che carino. Siamo praticamente sotto un bellissimo tetto erboso, tutto luccicante, ci sono dei tavoli stupendi, il personale è gentilissimo e speriamo che siano buoni anche i piatti che andremo a scegliere. Questo è l'assaggino benvenuto. Questo è il mio piatto, risotto alla milanese con ossobuco, pare che sia una delle loro specialità. Questo risotto è squisito, delicatissimo, veramente buono, ottima scelta. Adesso correggiamo il piatto, così lo rendiamo autentico. Questo è il piatto come doveva essere. C'è stato un piccolo disguido, ma può capitare a tutti. D'altronde lo sapete che io, oltre che pasticcera, sono una gran pasticciona. Grazie mille. Posso dire semplicemente che era veramente super abbondante, buonissimo. Risotto, eccellenza assoluta. L'ossobuco gustoso, felice. Ottima scelta. Per un po' di riservatezza non vi posso mostrare i visi dei nostri commensali perché altrimenti ci fanno fuori. Però vi posso mostrare che cosa hanno scelto e che cosa abbiamo scelto come dolcino. Siete curiosi? Allora io, penica di conto. Qui proviamo il nostro tavolino dei dessert con un po' di storie, facciamo un grande classico, che è il nostro cheesecake a frutti di bosco, un grande classico, base biscotto, crema e frutti di bosco freschi. Qui siamo nella zona del napoletano come tema in una nostra location, abbiamo un classico babà, pan di Spagna, imbevuto di rum, quindi tendenzialmente ha un cuore interno alcolico. Una grande rivisitazione del classico Ferrero Rocher amato da molti, alla base è una cialda di biscotto al cioccolato con internamente crema di cioccolato, Un pezzettino? con granella di nocciola e cioccolato. Proseguiamo con questa mousse di frutti rossi. Che meravigliosa, guardate che spettacolo. Con topping di crema di gelatina di lamponi e una mora. Proseguiamo con la nostra mini tre veli, sono 3 strati di cioccolato, come ben potete vedere. Abbiamo il cioccolato classico alla base, e all'intermedio abbiamo nocciola e completiamo con il top di cioccolato bianco. La nostra sinfonia al pistacchio, base di biscotto a cialda, internamente è una crema di nocciola combinata a pistacchio, anch'essa all'interno usufruisce di delle granelle di nocciola e pistacchio. Concludiamo con la nostra delizia al limone. Io questa bene la conosco e conosco bene quello lì, mi sorge da porre una domanda. Certamente. Ma ci sono i napoletani qua in qualche maniera? Come ben può vedere, no, siamo veramente in pochi, non sto scherzando, sì, a condizione di famiglia napoletana da tutta la proprietà. Quindi vi facciamo sentire il nostro calore come al sud, sperando che sia stata un'esperienza buona anche per voi. Perché questo è proprio uno dei dolci che amo tantissimo quando vado giù in Campania. Insieme al babà tipico, diciamo, tradizionale come le vostre. Grazie mille, gentilissimo, e a tutti voi buon assaggio. Guardate che bella questa banconata del ristorante da Pino in Duomo.
Vai al 47, c'è cheesecake. Questi sono due martini bianco. Una cocktail, due martini bianchi. Allora, uscendo da questo ristorante dove abbiamo pranzato Pino in Duomo, mi sono accorta di non avere più i miei occhiali che avevo portato e avevo tutto il giorno in giro qui a Milano per fare un po' di pubblicità alla mia carissima amica Cenza di Orroli presso il suo negozio. Ho acquistato appunto questi occhiali bellissimi e gli occhiali non si trovavano più e dalla risata di Mario ho capito che me li ha sequestrati perché sono stata l'unica persona in tutta Milano che oggi, nonostante la pioggia, ha girato con gli occhiali e lui ha detto che era super imbarazzato dalle mie idee. Io sono controcorrente, sono divergente, insomma sono fatta così. Ora vi mostro questo scorcino del Duomo che è dietro di me. Con questa immagine del Duomo salutiamo il cameriere che ci ha serviti a pranzo, lo ringraziamo, tutto buonissimo e a Sibiri Sanus. Ciao! Dai Mario!